Per la ULSS 1 Dolomiti, la dottoressa Maria Grazia Carraro. Prego dottoressa, raccogliamo un applauso che è anche emozionata. Una donna al vertice dell'azienda ULSS 1 Dolomiti, ma non si tratta della professionista che i bookmakers davano per favorita, la bellunese Rosanna Zatta. La selezione, che ha coinvolto circa 100 candidati, ha premiato la trevigiana Maria Grazia Carraro, 60 anni compiuti lo scorso 3 febbraio, un curriculum pesante guadagnato sul campo dopo la laurea in medicina e chirurgia conseguita all'Università di Padova. La nuova DG arriva dall'azienda ULSS 4 Veneto Orientale, dove ha retto la direzione sanitaria. A lei affidiamo un compito, diciamo, sicuramente impegnativo, che non è solo quello della salute dei cittadini della provincia di Belluno, che è già un compito, diciamo, sublime e diciamo elevato, ma anche quello di far pensare a tutti voi che lei sarà la donna delle Olimpiadi. Maria Grazia Carraro subentra ad Adriano Rasi Caldogno, che aveva concluso la sua esperienza in qualità di direttore generale lo scorso 31 dicembre, incarico prorogato come commissario speciale sino a ieri. La notizia della nomina della direttrice generale dell'azienda ULSS Dolomiti è arrivata durante la presentazione della contrattazione sociale dei sindacati per il 2021. Credo che le priorità rimangano le stesse, quindi la Carraro è sicuramente una professionista che ha esperienza, quindi sicuramente potrà fare bene il proprio lavoro. Ci si aspettava comunque qualcuno che ha in mente come è costruito questo territorio. Noi come CGIL CISL abbiamo un protocollo che definisce degli incontri con l'ULSS e questo sarà il modo per appunto la via proprio per chiedere gli incontri e portare all'attenzione eventuali problemi.